Ecco, per me è un grande onore consegnare la Costituzione ai ragazzi, perché ovviamente la Costituzione è come dire, il compendio dei valori fondanti della nostra democrazia, e mi fa particolarmente piacere consegnarla ai ragazzi perché da un'indagine che è stata fatta nel 2019 è emerso che i nostri ragazzi tra i 18 e i 29 anni non conoscono molto la Costituzione e quindi diciamo, la consegna può rappresentare il primo passo verso la conoscenza di questa carta, dove sono scritti i loro diritti e anche i loro doveri. È un modo anche questo di riavvicinare tra l'altro i giovani alla politica, perché quella stessa indagine del 2019 ha fatto emergere anche che i nostri giovani hanno in qualche modo come dire, percepito che la nostra Costituzione è stata tradita anche dalla classe politica, e quindi questa sera con questo gesto simbolico in qualche modo cerchiamo di riavvicinarli, di riportarli verso la vita politica alla quale si affacciano con la maggiore età attraverso l'esercizio del diritto di voto. Perché secondo noi, come amministrazione pubblica, dobbiamo sostenere tutte le agenzie formative del territorio, non solo la scuola, pensiamo alle associazioni, pensiamo alle famiglie, l'idea di accompagnare questi ragazzi, no, per un futuro di attenzione particolare alla propria comunità, al senso civico, al senso di appartenenza e prendersi cura anche dei propri bisogni quando saranno ovviamente più adulti, è uno stimolo in più per creare cittadini del futuro. Questo è un tema fondamentale, perché io personalmente ritengo che il modo per occuparsi meglio del proprio territorio sia un gesto di responsabilità, e cioè provare a dire io mi occupo di qualcosa dentro il sistema associazionistico. Poi è chiaro che ci possono essere scelte anche per chi volesse occuparsi della politica, abbiamo bisogno di figure molto giovani che sappiano guardare ovviamente al futuro, e questo è uno dei dati più importanti anche per un eventuale studio sulla formazione politica stessa. Allora, siamo contentissimi perché abbiamo più di 100 ragazzi di Santa Lucia premiati a livello sportivo, sia a livello provinciale ma regionale ma anche nazionale, se non qualche risultato europeo e anche qualche eccellenza a livello internazionale. Siamo contenti tantissimo di avere la presenza di 3 eccellenze dello sport di Santa Lucia, Andrea Vendrame, Domenico Frare, ma anche la stessa Dominga Lot, che è la prima arbitro di donna ad arbitrare una partita a livello maschile, quindi siamo molto felici di questo, ma soprattutto di tutti i ragazzi che crescono a livello Santa Lucia. Vuol dire che a Santa Lucia ci sono strutture valide, c'è gente che ci mette passione, volontari che danno frutto di tutte delle loro idee e la loro passione per lo sport, quindi siamo davvero felici. Ecco, oltre dal punto di vista sportivo c'è anche la parte associazionistica che è importante. Sì, soprattutto quella, proprio per questo il premio di punta della serata è il premio Subsilva, che è un premio che viene dato un riconoscimento a una persona che fa il volontariato, è la parte della sua vita, una parte importante. Per quello, dallo stesso punto, le 5 borse di studio, Andrea Cadell, sono 5 borse di studio date sia per i meriti sportivi, sia per i meriti scolastici, ma soprattutto per i meriti sportivi o della parte attiva all'interno delle associazioni.